Aveva confessato di aver strangolato la fidanzata Irina Bakal, 20 anni, incinta al 7° mese di gravidanza, dopo un litigio. Invece Mikhail Savciuc, 19enne moldavo, reo confesso dell'omicidio e padre del piccolo che Irina portava in grembo, avrebbe premeditato tutto, tanto da aver digitato quello stesso 19 marzo, il giorno dell'omicidio, sulla barra di Google del suo telefonino cellulare, la frase «come si uccide una persona a mani nude». Una ricerca che avrebbe fatto sia in lingua italiana che nella sua lingua. Le perizie disposte dalla procura sul suo telefonino rivelano che il giovane, che poi rubò i gioielli di Irina per venderli e giocare al videopoker, aveva pianificato tutto: l'incontro, il trasferimento in auto in un luogo appartato e poi l'omicidio. Mikhail Savciuc, messo alle strette, aveva confessato di averla strangolata. Le ho stretto le mani al collo, ha raccontato, lei mi fissava. Ha avuto il sangue freddo di stringere fino a che Irina ha perso i sensi ed è morta per soffocamento. Aveva poi anche controllato, sempre in rete, quali procedure utilizza la polizia per rintracciare i cellulari. Poi ha tentato di cancellare la cronologia delle ricerche, inutilmente, perché le perizie hanno invece ricostruito tutto. Un sangue freddo orribile. La giovane, bellissima Irina sarebbe stata uccisa in un luogo diverso da dove è stato ritrovato il suo cadavere, a Formeniga di Vittorio Veneto. L'autopsia rivela infatti che il corpo, che è stato ritrovato solo 3 giorni dopo l'omicidio, sarebbe stato trascinato per le braccia. Ora la famiglia si attende che Mikhail Savciuc racconti finalmente tutta la verità sull'omicidio e sulle telefonate che ha fatto alla mamma e alla sorella la notte stessa in cui Irina è stata assassinata.